Derby amaro per i Rimini Calcio Femminile che conosce la prima battuta interna dopo un anno di gioia ai Romeo Neri proprio contro i cugini del San Mauro. Il ritardo della condizione atletica caratterizza anche l'appannaggio a livello visivo sotto porta, specie quando De Mattia si presenta tu per tu con il portiere avversario ma il suo pallonetto si spegne al lato. Il San Mauro si rende vivo per la prima volta al 15° con un tiro dalla distanza di Balzi sul quale Protti fa da scudo. Gli ospiti insistono quando al 20° con un tiro cross Coveri mette all'attenzione i riflessi di Villucci che devia la sfera in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, azione confusa in area di rigore che porta al salvataggio di testa sulla propria linea Ester Protti. Al 35° un colpo di testa di Magnani sotto misura si spegne incredibilmente al lato. Dall'altra parte, al 38° l'attaccante Pace riceve un pallone dalla compagna che nel frattempo viene stesa a terra da una brutta entrata avversaria. L'ex calciatrice di calcio a 5 sembra non aggaggiare il pallone, poi caparbiamente si getta nel tentativo di conquistarlo e arriva alla conclusione da calcetto che chiama la presa a terra Calbucci. Nella ripresa gli ospiti prendono coraggio, approfittando della stanchezza corsa tra le file biancorosse e fanno le prove del gol, prima con una punizione alta di Magnani e poi vanno al bersaglio con la stessa attaccante che con uno slalom da Cineteca porta a spasso mezza difesa, infilando così il portiere Villucci. Gli ospiti a questo punto cercano il gol della sicurezza, ma Coveri non riesce a mettere la firma al match. Nel finale una stanca Pace prova a sfruttare nel migliore dei modi il contropiede locale, ma purtroppo per lei le gambe non collegate all'idea portano a una conclusione sbilenca che non reca problemi alla retroguardia avversaria. Morelli a tal punto sintetizza a fine gara il momento attuale delle biancorosse. Prima di campionato, un bel po' caldo e sapevamo già che non era facile iniziare un po' così col botto contro una squadra che comunque l'anno scorso militava in Serie C, non è stato semplice e personalmente, ma parlando anche con tanti miei compagni, insomma abbiamo sofferto un po' appunto la temperatura e la prima partita di campionato. Non è da tanto che abbiamo cominciato la preparazione, quindi siamo ancora un po' in fase di ristrutturazione.